Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Dopo un bel po' di tempo, oggi un video bello per me perché sono arrivati gli upgrade alla bici. Ho fatto 3 buoni upgrade in vista dell'estate e adesso è praticamente come avere una bici nuova. Il primo upgrade che ho fatto, manubrio Spike Vibrocore, e devo dire che come assorbimento delle vibrazioni ho sentito subito la differenza. Lo sto usando da un mesetto, ancora prima di cambiare le sospensioni, e subito ho sentito una bella differenza sul manubrio. Secondo upgrade, siamo passati dalla Pike Select a una Zeb Ultimate da 160. Ha decisamente cambiato la bici, adesso si mangia tutto, è molto più stabile davanti, più ferma, e puoi passare sopra qualsiasi cosa, decisamente un altro mondo. E adesso l'ultimo upgrade è il Super Deluxe Ultimate a molla, che ho montato ieri, quindi adesso devo proprio iniziare a settarlo e tutto. E comunque la bici è passata da una trail bike poi mountain a decisamente una piccola bici da enduro. Adesso è 160 davanti e 155 dietro, e adesso proviamo, ma sono sicuro che sarà molto più divertente e si mangerà qualsiasi cosa sotto le ruote, quindi resta che vestirci e andare. Oggi devo andare un occhio, partire tranquilli. Normale coi piedi. Decisamente un posteriore molto più fermo. Non so cosa si vedrà a queste prime riprese, che mi sa che la vista si è spostata. Comunque, prime sensazioni, completamente un'altra bici, ferma dietro, composta. Devo dire che il blocco dell'ammortizzatore mi sembra veramente ottimo, nonostante dicono che l'ammortizzatore molla non blocchino tanto, questo mi sembra veramente fermo. Secondo giro, il rebound lo lasciamo com'era, che sembrava buono. Abbiamo spostato le basse velocità in posizione neutra, che prima era in teoria tutto aperto, e vediamo cosa cambia. Comunque già il primo giro mi sembrava benissimo. La sento più dura, forse anche troppo. Allora, torniamo indietro di un click sulle basse e vediamo se troviamo una quadra, perché l'ultima volta mi sembrava un po' troppo rimbalzina in neutro, se no torniamo a tutto meno e via. Bomba. Ho sentito un atterraggio un po' duro. Ottimo, mi sembra di aver trovato la quadra, quindi io direi di lasciarla così.
perché di nuovo ho fatto un fine corsa qua. Un brutto rumore. Ottimo. Andiamo a farci un trail leggermente scassato. Quando vuoi vediamo quanto ci va via Denis oggi. Non me ne ricordo proprio per un cazzo questo trail. La parte iniziale è... Dio, no, oggi cos'ho col piede sinistro? Scivoloso? A dir poco? Ok. Ho quasi freschino, bagnatissimo. Che jolly ho tirato! Tutti li ho tirati, cazzo! Tutti! Anche tu? Quando ho iniziato a esserci tipo il ruscelletto che era bagnatone. Spariamo un bel trail un po' più flow. Bisogna vedere quanto viscido sarà. Se il mio... per un pelo. Per un pelo. Giro finito, direi che è un'altra bici totalmente. Il mono assorbe un sacco qualsiasi cosa. Mi sono trovato a fare dei tagli e dei passaggi che di solito avrei sempre schivato. A fuori che devo vedere, forse per percorsi così scassati dovrei mollarlo un pelo, ma comunque è totalmente un'altra bici. Soldi ben spesi, direbbe qualcuno. Non la mia ragazza, però sono dettagli. Per oggi è tutto. Giorno 2 di test. Siamo a Sgabriel. Ho fatto due modifichine all'impostazione dell'amo. Ho fatto mezzo giro di precarico della molla e 2 click regolazione di fine corsa. L'altra volta secondo me abbiamo fatto un fine corsa che non mi è piaciuto tanto. Oggi testiamo qua che ci sono un paio di saltini un po' più grandini, però per il resto era già ben regolata, mi sembrava. E adesso andiamo a provare. Questa prima parte non me la ricordo mai.
È un po' dura la forca, non so se sgonfiarla un pelo. Proviamo a sgonfiarla un pelo. C'è la parte un po' più tecnica e scivolosa di solito, ma mi pare che qua invece sia l'umido giusto. Invece no, è bello asciutto, ok? Occhio col freno va, in un momento, che bello! La forca è già decisamente meglio. Adesso facciamo i 2 saltini qua e vediamo. Beh, direi ottimo. Hanno pulito tutto. Bello. Questo è proprio un bike park questo pezzo. Un po' umido, ma non troppo per il momento. Un bel atterraggio in flat e non ho fatto fine corsa. Ok, con calma, che io qua non voglio svolare. Spondone, saltino, drop, bomba, che bomba. Allora, il ramo non lo tocco più, perfetto così. Adesso vediamo se riesco a appoggiarla. L'amo non lo tocco più, è perfetto così. Davanti mi pare di aver trovato la quadra, una bici. Tocca iniziare ad andare veloce. Yeah. Bella pozzangherina lì. Poi adesso c'è il tornantino della merda per me. Dobbiamo andare alti. Finally! Forse era anche un pelo pulito. Wow! Siamo alti, un po' umido. Yes!
Qua diciamo che l'amo lavora, e adesso è il punto più stronzo di tutto il percorso, radici, sassi, tutto si va. Bello asciutto, non dovrebbe scivolare. Questo step down che è veramente carino, era un po' scentrato. Allora, abbiamo fatto quello easy intanto. Mamma mia, a parte che sono un coglione perché ho appena incontrato due che hanno fatto l'hardline la settimana scorsa e avevo la Insta spenta. No, non c'è, veramente un coglione. E cioè, ho fatto tutta la parte bassa senza fastidi. Ciao. Direi che gli upgrade hanno decisamente funzionato. Hanno decisamente funzionato. Una bomba dall'inizio alla fine. Spiace dirlo, ma tocca spendere soldi per avere una bella bici da enduro. Penso di aver trovato completamente la quadra, sgonfiando 5 PSI davanti, quindi 75. Qua ho messo 2 click di controllo del fine corsa, salgo sul 28%, una bomba, un cuscino, corsa infinita, una bomba, un'altra bici completamente. Detto questo, mi sa che adesso il prossimo step è portarla in Val di Fassa, andare a Stecca. Top, ci vediamo alla prossima, ciao!